Lo smottamento si è verificato attorno alle 18 di ieri in località di Assa, in Val d'Oten, a Calalzo di Cadore. Strada sterrata bloccata tra Pracia dell'An e il rifugio Capanna Alpini. In mezzo un gruppo di 60 scout ospitati in una baita che fortunatamente non hanno mai corso pericoli. L'allarme ha fatto convergere i vigili del fuoco con le ruspe del gruppo operativo speciale. Lì si è lavorato a lungo per la rimozione di fango e materiale, consentendo il ripristino del transito ai mezzi fuori strada. Le conseguenze della discesa della tesa perturbazione che ha investito già nel pomeriggio e a macchia di leopardo l'area orientale del Bellunese, clamorose le immagini dell'allagamento dell'A27 a Pian di Vedoia, immortalate dagli smartphone che hanno mostrato le auto guardare le corsie dell'autostrada impraticabile e perciò interdetta al traffico sino al ripristino completo della sicurezza. I sensori della frana di Croda Marcora hanno fatto scattare il rosso ai semafori sulla 51 di Alemagna a Pontevenco. Lì la colata di detriti è stata fermata dalle briglie realizzate lo scorso anno e la situazione, pur di allerta, è rientrata in un paio d'ore. La serata è stata invece di tregenda per una tempesta furiosa che ha attraversato quasi tutte le vallate, ma che si è accanita con violenza sul capoluogo. In Piazza dei Martiri, pur se non vi è certezza, testimoni raccontano di aver visto proprio un vortice d'aria che ha dapprima avvolto e spezzato il cimale dell'albero simbolo dei giardini, il cedro del Libano, e poi ha causato danni al fregio della chiesa di San Rocco e alla copertura del palazzo di Unicredit. Per tutto il giorno sono proseguiti i sopralluoghi dei vigili del fuoco, complessivamente una quarantina gli interventi per la rimozione di alberi sradicati dal vento, la messa in sicurezza di strutture pericolanti e il ripristino della viabilità su strade interessate dalla caduta di piante e rami.